La situazione di degrado in terraferma è arrivata a livelli ormai insopportabili. Abbiamo alcune zone dove sbandati, Barbanera e quant'altro hanno creato delle vere e proprie latrine a cielo aperto e le utilizzano come tale a qualsiasi ora del giorno e della notte. L'amministrazione sta facendo poco o niente per risolvere il problema e proprio per questo ho richiesto, con la raccolta firme anche di 21 consiglieri oltre a me, un consiglio straordinario. Da Mestre a Marghera, ma anche Venezia e zone limitrofe, le situazioni di degrado, bivacco e sporcizia e di episodi di violenza sono sempre di più, nonostante siano stati presi anche alcuni provvedimenti. Sono molti però i consiglieri comunali che ritengono si debba fare di più. Bisogna applicare una politica di risanamento della città che dura almeno alcuni mesi, perché queste persone, anche se allontanate da una zona, si riversano in un'altra, anche se vengono spostate le panchine, si spostano questi soggetti oppure si siedono per terra. Il problema va risolto attraverso la costanza e soprattutto la volontà di risolverlo, volontà che sembra che questa amministrazione non ce l'abbia. Un consiglio che è aperto a tutti. Quando sarà noto la data del Consiglio sarà bene che i cittadini se la puntino sulle loro agende, perché è importante vedere con i propri occhi il dibattito su temi così importanti come quello della sicurezza e del degrado in città.